Bene l'incontro con gli amministratori locali, perché non è proprio questo il momento di dividersi, anzi credo che tutte le istituzioni e chi ha dei ruoli debba avere il compito invece di rasserenare gli amministratori locali, i cittadini, per evitare psicosi di massa e per affrontare questa che è un'emergenza, senza drammatizzare ma con la serietà e soprattutto con il rapporto continuo con la nostra sanità che funziona e con i nostri medici. Servono indicazioni ancora più chiare per i nostri amministratori che devono applicare un decreto della Regione e non possono avere margini di dubbio. Fondamentale è anche mantenere la giusta attenzione sul sistema sanitario per prevenire qualsiasi disagio futuro. Io credo che da subito si debbano convocare anche le categorie economiche perché le ricadute saranno e sono innegabili. Pensiamo al settore dello spettacolo, degli annullamenti, dei problemi anche economici di cui ovviamente non possono farsi carico gli amministratori locali. Credo che anche l'impatto economico delle misure prese sia una cosa che dobbiamo valutare sin da subito.